di arrivo dell'autostrada, a San Brunello. A raccontare quei giorni c'era anche qualche cronista coraggioso, qualcuno che stava per le strade, quelle strade, tra la gente, quella gente, come Gigi Malafarina, che ricordava così i giorni della rivolta. Ho seguito unitamente al collega Aldo Sroi gli avvenimenti che portarono una città a lottare per il suo diritto ad essere il capoluogo della regione. Il tutto avvenne il 14 luglio del 1970, in quanto i reggini ritenevano di aver perso ormai ogni speranza che la loro città fosse il capoluogo della Calabria come lo era stato nell'antichità. Ma che giorni erano quelli, che tempi in cui andava a innescarsi la stanchezza dei reggini, la loro rivolta che li portava ad imboccare il cammino della rinascita, nella consapevolezza di doversi ribellare all'arroganza di un potere che aveva voluto relegarla nel ruolo di succube e serbatoio di voti. Erano gli anni in cui continuava ad essere sbandierata quella che era stata definita la questione meridionale e di cui tutti si erano fatti portabandiera, ma per cui nessuno era riuscito davvero a risolvere anche solo una parte dei grandi problemi. Erano anche gli anni in cui qualsiasi diritto doveva essere considerato favore e sui favori concessi la politica si ingrassava, estendendo i suoi tentacoli, conquistando giorno dopo giorno un potere che serviva a rendere sudditi e sempre più sudditi i cittadini. Gli anni in cui anche il rilascio di un certificato all'anagrafe diventava privilegio. Su piccoli e grandi favori la politica comprava il sostegno. L'assistenzialismo batteva ogni concorrenza, la mafia imperava con le sue regole, spesso i boss diventavano orgogliosamente punto di riferimento dei colletti bianchi, incrociandosi in una vicendevole strumentalizzazione finalizzata, in entrambi i casi, al mantenimento e all'accrescimento del controllo del territorio, attraverso il quale si otteneva ciò che si voleva. La contiguità in quel contesto storico-politico era spesso regola tollerata, quasi una presa d'atto istituzionale che serviva al mantenimento della tranquillità. Erano gli anni delle assunzioni pilotate, dei concorsi truccati, anni in cui vigeva la regola spartitoria secondo la lottizzazione scientifica che consentiva l'occupazione mirata di ogni posto. Insomma, c'erano altre condizioni sociali nelle quali il 14 luglio del 1970 si innesca la reazione dei reggini. A Reggio, quando esplode la rivolta, quei diritti negati, quello Stato contro, quelle collusioni, sono già i giorni della violenza e dei morti, sono i giorni delle strade occupate da chi non ce la fa più. E inventa la sua nuova storia. Sono i giorni del chi per Reggio non è, peste lo colga, presto trasformato in boia chi molla, urlo disperato di chi vede calpestate le ultime speranze dall'uomo che sarà simbolo di questa rivolta, il sindacalista della Cisnal Ciccio Franco. Boia chi molla, boia chi molla. Fu lui a dirlo e urlarlo per la prima volta. Certo, l'ho coniato io in un articolo per il settimanale Libertà e Lavoro che guidava la battaglia per Reggio, e da quel momento il popolo ne fece un po' il suo vezzillo, il suo richiamo di battaglia. dei nostri feriti, dei nostri mutilati, di tutti coloro che soffrirono per la battaglia di Reggio. Da calmi, non vi vedemmo quando piangevamo per le strade, quando morivamo per le strade. Oggi non abbiamo bisogno di voi. Nasceva allora, mentre la rivolta cominciava a infuriare, il Comitato Unitario per Reggio. Qualcuno pensava che potesse essere la via giusta per mediare, dibattere, trovare la soluzione. Ciccio Franco spiegò così cos'era il comitato nel frattempo trasferito dalla sede di via San Francesco di Paola sul corso Garibaldi al numero 309. La rivolta parte col Comitato Unitario che era retto da democristiani e così si va avanti fino al 27 di luglio. Il 28 di luglio accade un fatto strano. In prefettura il Comitato Unitario, su sollecitazioni o su minacce, non voglio dire ricatti, che avvengono in quella sede,
non ritiene più di poter parare per il giorno seguente lo sciopero generale che aveva indetto. Quella notte nasce spontaneamente il Comitato d'Azione per Reggio Capoluogo, che quindi continua la battaglia per Reggio che era stata interrotta in prefettura dal Comitato Unitario. Sì, il Comitato d'Azione per Reggio Capoluogo. Gente senza interesse personale se non quello di esternare amore e passione per la città. Un'infinità di reggini, tra i protagonisti Angelo Calafiore e il direttore del giornale Libertà e Lavoro Totò Dieni. Una voce autorevole, appassionata in quei giorni di rivolta. Gridiamolo dunque, sempre più deciso, il nostro corale no ai traditori e ai nemici della città e della provincia. Tutti in piazza, a sfidare manganellate e lacrimogeni, a lanciar sassi e alzare barricate, mentre Roma finge di avere una soluzione, mentre a Roma fingono di sapere chi sta dalla parte della giustizia e viene sbattuto in galera per colmo di beffa e di ingiustizia. Di vere, nel bailamme creato dall'informazione deformata e usata ad arte, ci sono solo le ragioni della città e dei cittadini, di quelli finiti in galera, di quelli feriti, centinaia, di quelli uccisi. Perché se il 14 luglio è scoppiata la rivolta, basta un giorno perché nel tentativo di riportare l'ordine a Reggio Calabria, qualcuno ieri distratto e superficiale nello scegliere, oggi attento e rigoroso nel reprimere, lasci sul campo la prima vittima. Bruno Labate, 46 anni, ferroviere. La rabbia diventa incontenibile, Reggio sempre più un campo di battaglia. Se una rivolta si può sedare, la rabbia non si cancella. Giorni e settimane di ferro e fuoco, promesse e tentativi disperati di uscire da un vicolo cieco. Il sindaco cerca la mediazione, l'interlocuzione, la soluzione. Il 14 di luglio cominciavano i veri e propri fatti di Reggio, con un corteo che si svolgeva la mattina sul corso Garibaldi, con l'occupazione dei binari all'altezza della via Marina di Reggio Calabria e della stazione di Villa San Giovanni. Il 18 luglio si sono svolti i funerali di Bruno Labate in un clima di grande tensione ed io, che ero sindaco della città, assumetti allora la responsabilità di fare il corteo nel corso Garibaldi, nonostante che la Procura della Repubblica avesse vietato questo corteo. Non potevo dire ai cittadini di Reggio Calabria di accompagnare la salma del primo caduto per le vie traverse della città. Mi assumetti la responsabilità, la gente rispose con grande senso di civiltà. Io diedi l'ultimo saluto a questa vittima, in quell'occasione poi alcune frange tentarono un assalto alla questura. È lo scontro di una città intera contro l'intero apparato dello Stato. Il bilancio finale è tragico, ma poteva diventare ancor più drammatico. Ci fu l'intervento di un uomo a cui secondo me Reggio deve molto. Il questore Santillo, Emilio Santillo, morto negli anni scorsi, che è arrivato all'alta carica di vicecapo della polizia. Allora era questore di Reggio Calabria. Il corteo funebre di Labate era di migliaia e migliaia di persone. Quando passò davanti alla questura, che era allora ubicata nei pressi di Piazza Duomo, un migliaio di partecipanti al corteo si staccò e assaltò la questura. In quel momento Santillo, che si trovava nel suo ufficio, si affacciò al balcone, come lo ricordo sempre, con un lungo sigaro Havana tra le labbra, e disse ai reparti mobili, tutti armati di mitra: non vi muovete, lasciateli fare, perché nessuno si muove. Gli scioperi generali si susseguono e uniscono operai, lavoratori, studenti, senza distinzione di colore politico, con l'unica appartenenza che è quella all'orgoglio reggino. Dalle barricate, tra i fumogeni, tra i sassi che fischiano, tra teste insanguinate e confuse, Ciccio Franco ispira ancora la ribellione. Tra treni che deragliano, traghetti bloccati, cariche di tritolo. Sembrava, quella di Reggio Calabria, essere diventata davvero qualcosa di troppo esplosivo per essere ancora l'espressione della rabbia di una città offesa e ferita. Ma era proprio così, spiega Ciccio Franco, sempre più amato dai reggini, che alle elezioni del 1972 lo eleggono in blocco senatore della Repubblica. La rivolta è un fatto veramente spontaneo che viene poi guidato dal Comitato d'Azione quando gli altri hanno lasciato il campo, ma è veramente un fatto di popolo. Perciò successivamente gli altri hanno riconosciuto la saggistica nazionale, gli uomini politici di ogni parte hanno giustamente registrato il valore di grande